totum mundum quita omniscere. Due cose a premessa. La prima, proprio un grazie, perché era da tantissimi anni che non venivo a Venezia, ma forse dall'elementare, non ricordavo Venezia. Non ricordavo i ponti, perché sennò non sarei venuto, perché ho le vertigini ai ponti, per cui non ricordavo. A proposito di immagine spirituale di Filippo, relativamente alla bellezza, camminando per Venezia, mi sono detto, ma che bellezza mi sono perso fino adesso? Ma perché non sono venuto prima? E penso a tanti che si avvicinano alla fede. Ho questa grazia nella mia vita, mi sta capitando questo, che tante persone mi raggiungono. Io non sono parroco, quindi forse sono in quella condizione in cui più facilmente le persone che si sono allontanate e poi si avvicinano trovano più facile forse incontrare un rettore di un santuario piuttosto che appunto non il proprio parroco, e sperimento questa espressione di stupore e di rammarico ma perché non ho conosciuto Dio prima? Perché non mi è accaduta questa grazia prima? E ho vissuto tanti anni dimentico di Lui. L'ultima volta me la ricordo forse in gita scolastica, l'incontro con Dio. Per me l'incontro con Venezia è stato nella mattinata di oggi, quando ancora Venezia è un po' addormentata come tutte le città alle 8 del mattino. È stata un po' questa esperienza. Ma perché non sono passato da qui prima e non me la sono goduta prima? La seconda premessa, così molto... Don Filippo ha raccontato i santi, San Giovanni Maria Vianney, ha raccontato del Beato Carlo Acutis, ha raccontato di Madre Teresa di Calcutta, non ha raccontato di una santa bolognese che mi è sovvenuta in mente quando Don Francesco ha detto che quando si fa la comunione bisognerebbe dire vienimi a prendere. Conoscete la storia della Beata Imelde Lambertini? Nessuno la conosce, la storia della Beata Imelde Lambertini. Patrona della prima comunione. Nessuno ne parla però. Perché Imelde nasce nel 1320, muore nel 1333. Non aveva ancora fatto la prima comunione, era una ragazzina che viveva in convento da delle suore e vedeva le suore fare la comunione e desiderava fare la comunione, ma ancora non era giunto il tempo per lei di fare la prima comunione. Ma il suo desiderio era tale, è la patrona della comunione spirituale, era tale per cui lei lo desiderava. E mentre le sorelle andavano a fare la comunione, lei intimamente faceva la comunione spirituale, fin quando Cristo divenne desideroso di fare la comunione con lei, desideroso di raggiungere il suo desiderio. E un'ostia dalla pisside del sacerdote, si racconta, si alzò e andò dalla Beata Imelde. E la Beata Imelde, dalla gioia, dalla essere sopraffatta, per usare l'espressione che ha usato Don Francesco, morì. Per cui è la patrona della prima comunione, di cui nessuno parla ovviamente, perché sennò i genitori denuncerebbero il parroco per attentato alla bellezza. Ma è interessante, vienimi a prendere. La comunione come un desiderare di rimanere per sempre con Cristo. Bene, mistero della fede, Eucaristia, mistero della fede. Io non sono un dotto, non ho studiato cose particolari, non sono un liturgista, non sono uno storico, dico delle cose un po' azzardate, senza neanche troppo studiare, quindi mi perdonerete.
Mistero della fede. Quando parliamo del mistero della fede, noi non parliamo dei misteri della fede, ma parliamo del mistero della fede. E quando si parla del mistero della fede si intende l'Eucaristia, una cosa banale, ovvia, ma non per me, che quando mi ritrovo di fronte a certe parole sono costretto, ed è il regalo che mi viene fatto in genere quando vengo chiamato, a riprendere coscienza di qualche cosa che con una certa scontatezza vivo, come tutti noi, immagino. Viviamo scontatamente le cose fino a quando non siamo provocati a guardarle realmente. Nel 1965 Paolo VI, prima della conclusione del Concilio Vaticano II, fece un'enciclica, Mysterium Fidei. Non so poi perché l'abbia fatta un'enciclica, quando da lì a poco sarebbero venuti un effluvio di documenti del Concilio. E probabilmente questa enciclica è andata smarrita. Quando uno mette troppe cose, a un certo punto qualcosa va perso. Inizia così questa enciclica. La Chiesa Cattolica ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo tesoro l'ineffabile mistero di fede, che è il dono dell'Eucaristia. L'ineffabile mistero di fede, che è il dono dell'Eucaristia, largitole da Cristo suo sposo come pegno del suo immenso amore. Bellissimo, il pegno dello sposo alla sposa è l'Eucaristia. Faccio un'altra premessa un po' più dolorosa. Noi stiamo vivendo una stagione della fede, una stagione del cristianesimo, almeno da un punto di vista, almeno nel nostro contesto culturale, evidentemente non altrove, una crisi profondissima. Ciò che abbiamo visto e vissuto non c'è più. Non solo la struttura ecclesiale sta modificandosi geneticamente, per cui la struttura delle parrocchie come luogo di prossimità della Chiesa, parrocchia vuol dire presso le case, la prossimità della Chiesa presso il popolo di Dio, perché ci sia un'educazione prossima e continua e ordinaria e ordinata, e questo sta cedendo, se non addirittura è già ceduta, sostituita in tante diocesi, non so se a Venezia, dalle cosiddette zone pastorali, e poi diverranno dei deserti pastorali. Ad ogni spostamento un parroco lascia una parrocchia, ne prende 3, 4. Non è solo però la rarefazione del clero, il suo invecchiamento a evidenziare questa crisi. Semmai questi sono segni, semmai questi segni sono conseguenze drammatiche di uno smottamento del tessuto della fede, il cui abito è liso. Il linguaggio cristiano è definitivamente tramontato. Il processo di scristianizzazione in atto da molto tempo, ma non ce ne siamo accorti del tutto. Uno dei drammi generati dal cambiamento in corso, o che ne sono la causa, è la modifica genetica del linguaggio, per cui abbiamo perso il senso delle parole. Questi giorni a Bologna c'è un evento che raccoglie migliaia di persone. Cesare Cremonini, che è un cantante molto famoso,
sta illuminando i portici che da 2 anni sono stati riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO, i patrimoni che conducono in modo particolare alla Madonna di San Luca, al santuario. E sono un effetto scenico bellissimo, per cui i bolognesi che amano tantissimo i portici, amano tantissimo quel ramo dei portici che conduce su al santuario di San Luca, nella notte, quindi dalle 10 di sera alle 5 del mattino, sono gremiti perché i portici sono illuminati con un effetto scenico impreziosito dalle canzoni di Cesare Cremonini. Sono andato anch'io. Scendendo, si fa nella notte, ma ci sono migliaia di persone. Scendendo, alcune ragazze mi fermano, mi riconoscono evidentemente dall'abito e mi chiedono: scusi, possiamo chiederle una cosa? Sì, dite pure. Che cosa sono i misteri? Perché leggiamo questa parola sopra delle nicchie. Le nicchie sono le cappelle dedicate ai misteri del Rosario. Le ragazze si sono rivelate poi 2 giovani, studentesse universitarie che vengono dal sud per studiare a Bologna. Racconto questo episodio perché non sono stranieri a chiedermi questo, ma 2 ragazze italiane, presumo battezzate, ma straniere al cristianesimo, straniere al fatto cristiano, al suo pensiero e al suo linguaggio. Che cosa significa misteri? In un passaggio della lettera ai Romani si legge: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Quelle ragazze rivelano con la loro domanda il fallimento di una certa catechesi e di un certo insegnamento della fede. Persone che hanno fatto 5 anni di catechismo in parrocchia, 8 anni di insegnamento di religione nelle nostre scuole, che vivono e il contesto cattolico del nostro paese sono straniere riguardo il fatto cristiano. Andando a rileggere la Mysterium Fidei di Paolo VI sono rimasto scosso e perplesso. Bisogna che approfondisca alcuni passaggi, ma vi li leggo proprio alcune righe così come sono scritte, per condividere alcuni pensieri a premesse di questa catechesi. Dunque, Paolo VI scrive questa enciclica Mysterium Fidei a settembre del 1965. A dicembre del 65 il concilio termina. E quindi prima vi dicevo, probabilmente c'è una tale entusiasmo, una tale uscita di documenti che ancora oggi vale la pena rileggere, riprendere, ristudiare, ma sono talmente tanti che non si capisce perché 3 mesi prima Paolo VI abbia avuto necessità di scrivere un'enciclica sul tema dell'Eucaristia. I vescovi erano stati convocati da Giovanni Paolo II per aggiornare il linguaggio della fede. Questo era stato il tema, lo spunto di Giovanni XXIII. Bene, Paolo VI scrive: l'Eucaristia è un altissimo mistero, anzi, propriamente, come dice la Sacra Liturgia, e dopo ritorneremo quando la liturgia dice questo, l'Eucaristia è un altissimo mistero, anzi, propriamente, come dice la Sacra Liturgia, il mistero di fede. In esso solo, infatti, sono contenute con singolare ricchezza e varietà di miracoli tutte le realtà soprannaturali. Quindi nell'Eucaristia c'è tutta
la fede, tutta la realtà soprannaturale, tutta la pienezza di Dio è nell'Eucaristia. Però scrive: tuttavia, fratelli venerabili, non mancano, proprio nella materia che ora trattiamo, motivi di grave sollecitudine pastorale e di ansietà, dei quali la coscienza del nostro dovere apostolico non ci permette di tacere. Io mi chiedo, ma ci sono tutti i vescovi raccolti per 3 anni, 4 anni. Il Papa sente a 2 mesi dalla conclusione del concilio di dire ci sono dei problemi. E c'è qualcosa che non mi torna. Ben sappiamo che tra quelli che parlano e scrivono di questo sacramento mistero, di questo sacrosanto mistero, ci sono alcuni che circa le messe private, il dogma della transustanziazione, cioè il mistero per cui del pane e del vino diventano corpo e sangue, e il culto eucaristico, divulgano certe opinioni che turbano l'animo dei fedeli, ingerendovi non poca confusione intorno alle verità di fede, come se a chiunque fosse lecito porre in oblio la dottrina già definita della Chiesa, oppure interpretarla in maniera che il genuino significato delle parole e la riconosciuta forza dei concetti ne restino snervati. C'è qualcosa che non mi torna però. Perché questa preoccupazione di Paolo VI? A 2 mesi dalla conclusione del concilio? Così seria, se l'Eucaristia contiene tutte le realtà soprannaturali. E Paolo VI dice: ci sono tra noi qualcuno che parla e scrive a riguardo del culto eucaristico, della dottrina della transustanziazione, delle corbellerie preoccupanti. E perché non lo fa dire al concilio? Il punto è che da lì a poco, 1968, muta la liturgia. Avviene il cambiamento più grande della storia della Chiesa con questa premessa preoccupata di Paolo VI. Io non sono uno storico e quindi però c'è qualcosa che non torna. L'intento del monastero Wi-Fi è tornare a dire la fede con una terminologia vera, autentica, ma anche accessibile, per rinnovare il nostro modo di pensare. Perché come diceva Don Francesco prima, gli occhi cambiano l'azione, il pensiero cambia l'azione. Non viene chiesto da San Paolo di cambiare l'agire, ma di rinnovare il pensiero, che è all'origine dell'azione. Dunque, terminata la consacrazione del pane e del vino, in corpo e sangue di Cristo, il sacerdote celebrante annuncia mistero della fede. Qui segue l'acclamazione dell'assemblea, una delle 3 acclamazioni previste. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. La seconda, ogni volta che mangiamo di questo pane, beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. La terza, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Questa sequenza rituale è stata inserita
nella preghiera eucaristica solo con la riforma liturgica successiva al Vaticano II. La riforma liturgica non l'ha voluta il Concilio Vaticano. Il Concilio Vaticano II non ha fatto la riforma liturgica. Ha dato indicazioni, alcune contraddette, che venisse compiuta una riforma liturgica. La riforma liturgica del 1968, poi resa definitiva nel 70. Quindi nasce questa inserzione che prima non c'era. In precedenza l'espressione mistero della fede, quella a cui faceva riferimento Paolo VI, quando scrive Paolo VI nel 65 c'era un'altra liturgia, un altro rito. Il mistero della fede era un'espressione incastonata in un altro contesto della celebrazione. Dopo lo vediamo. Che cos'è mistero? Cosa si intende per mistero? A quelle ragazze, che cosa avreste risposto? Scusi, ma che cosa significa misteri? Un mistero è una realtà nascosta, segreta. Ora, la presenza di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino è una realtà nascosta perché noi non vediamo tale presenza, la affermiamo, la possiamo solo annunciare per fede, ma non la vediamo. Anche i misteri del Rosario sono delle realtà nascoste. Nella contemplazione di un mistero, uno è richiamato attraverso delle immagini a penetrare i fatti, a entrare in una scena per cogliere il di più contenuto in essa. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Non è solo l'avvento di un bambino che nasce nella storia, ma è l'avvento del Figlio di Dio. Io vedo la scena, aiutato magari da qualche immagine, da qualche quadretto, e vado oltre quello che si vede. Vedo un bambino nato in una mangiatoia, contemplo il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio mica lo vedo un bambino, ma non è che quel bambino ha un'aureola. Vedo un bambino, ma io contemplo il mistero che c'è in quel bambino. Secondo mistero del dolore, la flagellazione di Cristo. Non è solo la scena dolorosa di un uomo come tanti condannati a violenza, ma è l'inizio della sua passione, per le cui piaghe noi siamo stati salvati. Un mistero è un evento, un fatto della vita di Gesù, un'azione concreta nella quale si manifesta l'opera di Dio e che solo nella fede è possibile coglierlo appieno. Se uno non ha questa visione della fede, gli rimane nascosto. Vede un uomo flagellato. Magari si commuove, ma non coglie il mistero nascosto dietro quel dolore. Uno medita Gesù in un determinato momento della sua vita e contempla attraverso la filigrana di Ave Maria il di più che quella scena suggerisce e allo stesso tempo nasconde. Ci torneremo sopra per capirlo meglio. Ho restaurato da poco una cappellina dove sto io, una villa del Settecento, e alcune di queste ville del Settecento hanno una cappellina privata. Io vivo in questa villa e ho restaurato questa cappellina molto piccola, molto bella, ma così come tante cose bisognosa di essere restaurata. Però non so voi, siccome
ho già fatto tanti restauri nella mia vita, di chiese, di canoniche, mi accorgo che se non fisso, se non fermo il momento precedente al restauro, una volta che è compiuto il restauro, non mi ricordo più come era prima. È un po' come quando uno passeggia in città, a un certo punto vede una recinzione delle gru e capisce che lì è stato abbattuto un palazzo e ne sorgerà uno nuovo. Ma io non mi ricordo mai che palazzo c'era prima. E che palazzo c'era qua prima? Stanno costruendo un nuovo palazzo, ma che catapecchia c'era prima? Io ho bisogno di ricordarmi, perché altrimenti il nuovo fa dimenticare il prima. E quindi ho restaurato, ma ho lasciato un pezzo vecchio, intonso, non restaurato. Chiunque entra in chiesa dice che bello, ma non è cambiato molto. Dico no, guarda lì, mamma mia. Alcune cose le capisci se le confronti con il prima. Se manca questo raffronto, alcune cose è come se ne perdessi un po' la sorpresa. Così è utile soffermarci sul prima e il dopo del mistero della fede per accorgerci e cogliere la novità. Durante il Covid, durante le restrizioni del Covid a cui tutti siamo stati soggetti, ho imparato la liturgia antica, secondo le intenzioni di Papa Benedetto, ma a cui mi ero sempre sottratto, un po' perché mi sembrava di non aver mai il tempo, e poi mi dicevo, ma quando mai poi la celebrerò la liturgia, la messa antica? Invece in quel tempo lungo di restrizioni ho imparato la liturgia antica e l'ho celebrata fino a quando poi non è arrivato un documento successivo che mi ha in qualche modo impedito, quindi io non la posso più celebrare la messa che ho faticosamente imparato, perché è proprio una fatica per me è stata impararla, è proprio un'altra liturgia, come imparare davvero un'altra lingua, un'altra gestualità. Diceva Giovanni Paolo II, non c'è dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo sacrificio dell'altare. Tuttavia non mancano delle ombre. Ecco, proprio per portare luce nelle zone d'ombra della riforma liturgica, riforma ancora molto giovane e inevitabilmente bisognosa di adattamenti, ne è prova il nuovo messale che è uscito 2 anni fa, in cui abbiamo dovuto reimparare alcune cose. Non si dice più beati gli invitati alla cena, si dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati dell'uomo. È una piccola riforma, come tante piccole riforme sono contenute nella nuova edizione del messale, che dice che la riforma liturgica è ancora nuova, ancora plasmabile. Benedetto XVI aveva desiderato che il popolo cristiano, in particolare i sacerdoti, potessero imparare l'antico per in qualche modo gustare di più la celebrazione del nuovo. E ciò che era nell'intenzione di Papa Benedetto è esattamente quello che è accaduto a me. Io celebro oggi la messa con un gusto, un'attenzione, una coscienza che non avevo. Il rito latino del Vetus Ordo, così detto, ha impreziosito la liturgia che celebro abitualmente, rendendomi così più sensibile e accorto di quanto non lo fossi prima. Quali sono le caratteristiche per me? Ripeto, non sono uno studioso, non ho studiato liturgia, ma lo dico per l'esperienza che ho fatto io, della liturgia antica. Che la liturgia antica, ad esempio, è molto silenziosa, silenziosissima, quasi fastidiosa.
uno che andasse alla messa antica, che poi è la messa dei miei nonni, di mio babbo, sarebbe quasi disturbato. Perché? Perché c'è troppo silenzio. È molto più dinamica, paradossalmente. Si fanno molti più movimenti, è molto più attiva, più faticosa. Se io dico quante volte mi inginocchio a messa, mi inginocchio 4 volte, all'ingresso e alla fine, 2. Poi mi inginocchio dopo la consacrazione del corpo e del sangue, 4. Nella messa antica saranno 15. È molto più corposa. È qualcosa che si fa, è un rito da vedere più che da ascoltare. È un rito volto a far sì che uno che vi partecipa si accorga più che comprenda. E ciò nonostante, anzi paradossalmente è valorizzato dal fatto che il sacerdote volga le spalle ai fedeli come se io celebrassi in quell'altare e usi il latino. La visione prevale sull'ascolto, o meglio, l'ascolto è visione. Tutto l'apparato uditivo è teso dal silenzio a intravedere il mistero. La liturgia di un tempo era abitata dal silenzio e il silenzio consentiva al mistero di comunicarsi. Cos'era il silenzio? Cos'era il latino? Cos'erano le spalle? Un velo. Il silenzio è un velo. Il latino è un velo. Un velo, uno non vede, c'è un velo davanti. Vede, ma non vede. Lo sposo che riceve la sposa con la veletta, la vede, ma deve sollevare la veletta per gustare il suo volto. Vede, non vede. Tutto è teso a nascondere la realtà. Non per occultare, ma per svelare. Non per censurare, ma per amplificare il desiderio. Lo sanno molto bene le donne, vedo, non vedo. Nella liturgia bizantina, chi mai è entrato dentro una chiesa bizantina, questa è rappresentata addirittura da una parete intera, si chiama iconostasi. Questa parete nasconde al di là l'altare e il sacerdote che celebra, e al di qua della parete il popolo. Il popolo vede una parete, non vede l'altare, non vede il sacerdote. Qui, in maniera diversa, nella tradizione cattolica c'era una balaustra, ma l'idea è la stessa. Un velo per nascondere, cioè per rivelare. Si nasconde per mostrare. La riforma del 68 di Paolo VI genera la messa così come la conosciamo oggi. Quali sono i dati più evidenti, più immediatamente? Non lo dico per giudicare o per criticare, lo dico per confrontare e per capire di più. Oggi la messa, la liturgia è tutta in italiano, quindi noi la capiamo. Ed è tutta parlata, tutta. Non c'è mai un istante di silenzio, tranne i silenzi previsti alla liturgia dopo l'omelia e dopo la comunione. L'altare è posto al centro,
Uno dice in questa bellissima chiesa, ma c'è bisogno di mettere un altare, che ce n'è già uno? Ma l'altare è posto al centro, perché tutti vedano, perché tutti constatino. Addirittura in alcune celebrazioni, visto che c'è il silenzio elettorale e votiamo per le europee, il Parlamento europeo è un luogo, un'assemblea circolare, al centro c'è l'altare, con l'idea che attorno le persone possano guardare quello che accade. Tutti fanno qualcosa, tutti partecipano. La comunione si riceve per lo più con le mani, gli inginocchiatoi non sono più un elemento decisivo. Tante volte ci sono le sedie, poi con il Covid non ne parliamo. Questi sono gli aspetti più così evidenti, anche un po' così, un po' più volgari, passatemi il termine. Non sto facendo la teologia della liturgia riformata, sto guardando le cose in maniera proprio così, molto così immediate, epidermiche. Tuttavia tutti noi avvertiamo che qualche cosa si è perso. Non di rado nelle settimane liturgiche si dice, il refrain è che occorre riscoprire il sacro, perché qualcosa si è perso, da qualche parte qualcosa si è smarrito del senso del sacro. Nel tentativo di rendere più fruibile e commestibile, la liturgia è divenuta un po' noiosa, come quella bambina che ho incontrato la settimana scorsa. Com'è andata a scuola? Una noia mortale. Hanno parlato gli insegnanti tutto il tempo. Quando prevale la parola, ci si annoia. Il mistero si attenua. Lo spazio simbolico della liturgia si è attenuato, per cui si rende necessario spiegare sempre. Non di rado capita che i sacerdoti debbano spiegare quello che stanno facendo. Occorre spiegare quello che è già di per sé comprensibile, perché tutti capiamo l'italiano. Tutto deve essere come continuamente razionale e quindi spieghiamo le cose. La dimensione affettiva e sensoriale, cioè i segni, ad esempio il profumo dell'incenso, il suono del campanello, il silenzio che accompagna i gesti, il bacio, nella liturgia antica è una liturgia sensuale, quasi erotica. Quante volte io bacio nella messa? 3 volte. L'altare all'inizio, l'altare alla fine, il Vangelo. Nella liturgia antica era tutto un bacio. Tutto un bacio. Ci sarà, forse, io sarà 2 anni che non la celebro, ma mi colpiva tutte le volte baciare. Tutti lo stare in ginocchio sono stati per decenni un po' accantonati. Allora, l'inserzione mistero della fede nella messa e la risposta corale del popolo, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamola nell'attesa della tua venuta, è una didascalia necessaria. È una didascalia. Non c'è bisogno di dire annunciamo la tua morte, perché è già la morte. La messa è il sacrificio di Cristo. Non c'è bisogno di dirlo. È come se su una statua di Madre Teresa di Calcutta uno scrivesse sul basamento Madre Teresa di Calcutta, ma non c'è bisogno, lo capisci da solo, è alta così, con un abito bianco e 2 fili azzurri attorno. È una didascalia ridondante, ma si è resa necessaria. Si è resa necessaria una didascalia
per spiegare ciò che era comprensibile e che con le parole è divenuta improvvisamente incomprensibile. Nel cuore della celebrazione eucaristica è stato pensato di sottolineare che le parole e i gesti con i quali il sacerdote, obbedendo al comando del Signore, fate questo in memoria di me, consacra il pane e il vino, sono un mistero della fede. È come se la Chiesa avesse voluto dire: ora che hai capito tutto, perché la messa è in italiano, perché tutto vedi, tutto comprendi, ricordati che non hai capito niente. È un mistero della fede. Si capisce quello che sto dicendo? È come se la Chiesa avesse la necessità di dirti: pensi di capire, ricordati che non capisci. Questa espressione, mistero della fede, c'era però nella messa antica, ma era una posizione stranissima. Ho chiesto a qualche amico che celebra la messa antica di dirmi perché. Non me l'hanno saputo dire. Poi forse ci vorrebbe un po' di pazienza, un po' di studio, che non sono capace, non sono buono di farlo, quindi. L'espressione della fede, l'espressione mistero della fede, era pronunciata appena sottovoce, non silenziosa, come la maggior parte della celebrazione, ma sottovoce, dal sacerdote durante la consacrazione. Era come una espressione di sorpresa, come se il sacerdote stesso, mentre consacrava il vino nel sangue, a un certo punto avesse una sospensione, come un sussulto del cuore, e come per me camminare in Venezia durante la mattinata e fermarmi a dire ma che bellezza è questa cosa. Sentite il prete che dice hic est enim calix sanguinis mei. Questo è il calice del mio sangue. Novi et eterni testamenti della nuova ed eterna alleanza. Mysterium fidei. Non è una parola di Gesù. Perché era qui? Qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissione peccatorum. Versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Quel mistero della fede è come una sospensione di stupore. Che mistero! Lo diciamo anche noi, eh? Qualche volta guardiamo la nostra vita e diciamo, ma che mistero! Che cose grandi che Dio fa! La mia vita è andata così, doveva andare male perché tutti i fattori dicono, eppure che mistero! Quello che doveva essere un crocifisso è divenuto il regalo eterno per tutta l'umanità. Che mistero. Un primo dato è certo da ribadire, onde non cadere in qualche fraintendimento. La liturgia che celebriamo, non cambia il mistero della fede, non altera di 1 millimetro la fede della Chiesa. E noi celebriamo degnamente e con fiducia la liturgia che la Chiesa ci consegna. Nel pane e nel vino consacrati, nella loro visibilità e concretezza, emerge la medesima azione invisibile di Gesù Cristo, che in quei segni rinnova il suo sacrificio di salvezza. È un mistero della fede, perché solo la fede sa scorgere la realtà che essa contiene e sa riconoscere la verità che esso annuncia. Quando si usa la parola fede, si deve intendere la fede della Chiesa, non la mia, non il sentire prevalente di oggi, ma la fede di sempre, che dagli Apostoli arriva fino a noi. Una fede che se da un lato richiede
una mia personale corrispondenza, dall'altro ci fa umili e confidenti in una verità che non possiamo del tutto afferrare. La riforma liturgica, sapendo che gli elementi che aiutano il nascondimento sono venuti meno, ha ritenuto necessario creare un punto di coscienza del popolo cristiano. Mistero della fede diventa così una piccola professione di fede, il cuore cherigmatico della fede, la passione, la risurrezione, l'attesa di Lui. È un mistero grande e difficile credere che Cristo abiti corporalmente, realmente, veramente in quel pezzo di ostia o dentro un sorso di vino. L'inserzione nella messa, che non c'era, mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. Nella preghiera eucaristica, che la Chiesa ha ritenuto di dover esprimere a voce alta, è un balbettio, un tentativo balbuziente di dire in maniera, di dire la fede dinanzi a un mistero così sproporzionato alle nostre capacità di comprenderlo, come cantiamo con San Tommaso d'Aquino, non i sensi, ma la fede prova questa verità. Ora vorrei fare un passo sulla parola mistero, che indica sì una cosa nascosta, ma non per eccesso di ombra, ma per bagliore di troppa luce. Non si tratta dunque di qualcosa a cui si accede tramite un percorso iniziatico, un'agnosi, una conoscenza, ma il rivelarsi a noi della presenza stessa di Cristo, il compiersi della sua promessa d'amore, io sono con voi. Questa è la promessa d'amore, che è la promessa che un uomo dice a una donna, sono con te, non aver paura. E tale epifania ci raggiunge attraverso l'onore della gestualità, la cura e la bellezza, tramite l'affetto. Nessuna devozione, nessuna attenzione, nessuna premura è mai troppa quando si celebra l'Eucaristia. Anch'io sono rimasto sorpreso, come Don Filippo, dal Vangelo che Don Francesco ha letto, ascoltato all'inizio, cioè il Vangelo dei discepoli di Emmaus. E anch'io vorrei dire due cose su questo Vangelo. Perché quel Vangelo è tutta una dinamica. I discepoli escono da Gerusalemme e si mettono in cammino per una località distante circa 11 chilometri. Si fermano e poi tornano correndo indietro a Gerusalemme. Quella pagina è tutto un movimento, tranne che in un punto, dentro una locanda, quando ci si ferma, quando si mangia e il respiro si fa meno affannoso. Persino ci viene anche da dormire volentieri quando siamo in chiesa. Magari qualcuno lo sta facendo adesso. Allora devo urlare un po' di più. La Chiesa è missionaria, ma lo scopo della vita della Chiesa, lo scopo dei credenti non è di camminare, ma è di rimanere. Resta con noi, perché si fa sera. La Chiesa è in uscita per invitare gli uomini, ma non per stare in uscita, ma per entrare dentro la locanda. Non è in uscita in maniera permanente, è in uscita temporaneamente, perché lo scopo è di entrare dentro la locanda, rimanere con Lui, spezzare il pane e riconoscere la presenza, perché altrimenti nella strada la presenza non la si riconosce. Lo scopo della vita cristiana non è camminare con il mondo, non è le tante cose belle che possiamo fare, ma è convocare il mondo intero dentro quella locanda,
dentro il mistero di Cristo che si offre per noi per la salvezza del mondo intero. Che cosa accade in quella locanda? Allo spezzare del pane lo riconoscono. La frazione del pane era un gesto consueto per Gesù, un gesto inequivocabile di lui, della sua presenza. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta, cantava Claudio Baglione. Ma quanto più i gesti di Gesù, pur dentro la tristezza della vita, l'agitazione, l'affanno, quello che diceva Monica prima, a un certo punto si rende riconoscibile. Gesù doveva spezzare il pane in un modo così abituale, in una maniera così singolare, che chiunque, vedendolo, avrebbe potuto dire: è il Signore, è Lui. Nella liturgia il mistero non lo si vede, ma lo si riconosce. Lo stesso verbo di Claudio Baglioni. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta. Riconoscere più che vedere. È un modo di vedere attraverso un frammento di realtà che implica non solo gli occhi, ma l'olfatto, il tatto, il gusto, l'udito. È vedere con tutto se stessi, non solo con gli occhi. Prima lo vedevano i discepoli di Emmos, ma non lo riconoscono. Dopo lo riconoscono e quindi lo conoscono nuovamente. Lo riconoscono da un gesto che spezza l'estraneità e rende improvvisamente carico di affettività un presente atteso e antico. A quel punto Cristo si rende invisibile. Dice il testo, sparì dalla loro vista, invisibile, non assente, invisibile, ma non meno riconoscibile. Da quel momento il compito di quei discepoli è di ricordare a tutti, compresa Simone, che il modo certo per riconoscere Cristo è la frazione del pane, perché è lì che l'hanno riconosciuto, non nelle tante ore in cui hanno parlato di Lui. Era meno riconoscibile quando lo vedevano. Il riconoscimento di Lui genera un'immensa riconoscenza, l'Eucaristia appunto. Riferirono loro come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. L'espressione liturgica mistero della fede, tuttavia, anziché permanere nell'atteggiamento del mistero, ci impone, non so da dove, non sono un liturgista, ci impone tutti di alzarci in piedi. Quando il prete dice mistero della... tutti si alzano in piedi. Penso che sia soltanto però in Italia così, altrove non è così. Come se il proclamare il mistero della fede ci rendesse così tranquilli e agili da alzarci e perdere tutta la ricchezza dell'unico momento di silenzio, di raccoglimento, di adorazione della celebrazione eucaristica. Il momento culmine di tutta la preghiera eucaristica non è mistero della fede e la gente si alza in piedi, ma è per Cristo, con Cristo, in Cristo, a cui tutto il popolo risponde Amen. La preghiera eucaristica ha in quell'Amen la sua conclusione, ma anche il suo apice. Sarebbe bene rimanere in ginocchio fino alla fine della preghiera eucaristica. Invece l'acclamazione mistero della fede ci ha abituati ad un movimento non adeguato, a interrompere il dialogo con il mistero, a rendere gloria a Dio e a metterci in piedi come di gente
come di gente piena di se stessi. Invece che stare in ginocchio come bisognosi di un altro, mendicanti che un altro ci sollevi, ci alziamo come se fosse un'affermazione di gloria di noi stessi invece che di Dio. Dovremmo difendere il mistero, perché l'unico modo che Dio ha di comunicarsi è l'umiltà. Le 3 diverse risposte all'acclamazione hanno anch'essa qualcosa di curioso. Il testo ispiratore della risposta che noi diciamo, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, viene da un'espressione di San Paolo nella lettera ai Corinzi. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Se la seconda acclamazione, prima ve l'ho elencate tutte e 3, lo conserva quasi alla lettera, la prima e soprattutto la terza si discostano maggiormente, ma noi prevalentemente diciamo la prima, almeno a Bologna è così. Tuttavia ve ne sarete accorti, l'accento in San Paolo è voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Non si accenna alla risurrezione, cosa che invece compare nelle risposte che noi diciamo. Questa si dice un'interpolazione della Chiesa, prende la scrittura e compie una leggerissima interpolazione. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma proclamiamo la tua risurrezione, è un'interpolazione. In San Paolo non c'è questo. In San Paolo si dice, ripeto, ogni volta che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Non è un errore, ci mancherebbe, perché tutto il mistero pasquale, morte e risurrezione, si rinnova per noi nel rito eucaristico. Tuttavia è vero che San Paolo pronuncia soltanto la morte in croce. La messa, infatti, è la perpetuazione del sacrificio di Cristo compiuto sulla croce sui nostri altari. Non è una copia del sacrificio della croce, ma è l'originale, tanto per citare Carlo Acutis. È il sacramento della passione del Signore, dice San Tommaso. La Santa Messa veniva chiamata Santo Sacrificio un tempo. Ripresenta il sacrificio di Cristo con tutta la sua efficacia a nostro beneficio. La realtà nascosta, cioè il mistero, sotto le apparenze del pane e del vino, è Gesù vivo e vero, immolato, crocifisso per la vita del mondo, così come è stato visto sul Calvario. È il sacramento che contiene in sé il Cristo come vittima e sacrificio. Di conseguenza, dice ancora San Tommaso, tutti gli effetti della passione sono anche effetti di questo sacramento. Termino, vado verso il termine. L'aggiunta liturgica della risurrezione al testo di San Paolo non modifica la realtà eucaristica. Tuttavia, è una sottolineatura relativa alla risurrezione che San Paolo non ha la premura di dire. E non è che San Paolo non conosca la risurrezione. Ogni giorno celebro la coroncina alla Divina Misericordia con alcune persone. Siamo di volta in volta un numero diverso, 5, 10, 15. E c'è una signora che tutte le volte che pronuncia lei la prima parte della coroncina, la modifica. E dice: per la sua dolorosa passione, morte e risurrezione, e tutti, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Chi conosce questa preghiera di Faustina Kowalska sa che la preghiera dice: per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Questa donna la modifica, fa un'interpolazione alla preghiera che Gesù stesso ha consegnato a Faustina, un'interpolazione corretta, buona, per la sua dolorosa passione, morte e risurrezione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Non è sbagliato, ci mancherebbe, noi siamo salvati dalla passione, dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. Ma se San Paolo dice la sua morte e non usa la risurrezione, se Gesù a Faustina Kowalska dice per la sua dolorosa e non dice la risurrezione, ma si sarà sbagliato Gesù, San Paolo, è corretto quello che dice la signora, e io gliela lascio dire, ci mancherebbe. Il mistero pasquale è uno, morte e risurrezione, ascensione al cielo addirittura. E però c'è una differenza. Non è tutto uguale. La risurrezione è l'epifania della Santa Croce, ma non possiamo troppo facilmente saltare la dimensione della croce e non possiamo troppo facilmente passare alla gloria della vittoria e della risurrezione, perché per come siamo fatti noi, il dolore e la croce volentieri lo saltiamo. Ma Gesù ha voluto che la croce fosse il mistero della nostra redenzione. La vita a noi ci viene dalla sua morte, la salvezza a noi ci viene dalla sua sconfitta. La sua permanenza ci viene data dalla frazione del pane. Il mistero della fede, termino, è un'affermazione tipicamente cattolica. Dio si è mostrato da sempre attraverso i segni visibili della creazione, dice San Paolo. Chiunque può riconoscere la sua presenza dalla bellezza della natura, che è il velo, l'alba, il tuono, la cima delle montagne, un tramonto, un fiore, di cui Dio stesso si veste. Chiunque, se onesto, vedendo il velo, può riconoscere Dio che si nasconde dentro e dietro di esso. Dio ha voluto mostrare se stesso attraverso l'umanità di Cristo. Chiunque conosce Lui e riconosce la divinità nell'uomo Gesù di Nazareth, nato dalla Vergine Maria, è cristiano. Il velo della sua umanità non rende meno misteriosa la sua presenza in mezzo a noi. L'umanità è attrazione, ma allo stesso tempo impedimento al riconoscimento di Lui, come anche la vicenda dei discepoli di Emmaus ci dimostra. Chiunque è cristiano riconosce che l'umanità di Cristo è il velo che nasconde il mistero della sua divinità, della sua presenza. Dio tuttavia ha voluto promettere di restare sempre in mezzo a noi attraverso le specie eucaristiche, nel modo più segreto e oscuro possibile. A riconoscere la presenza di Cristo, di Dio, nel pane eucaristico è proprio dei cattolici. Tutti possono riconoscere Dio nel mistero della realtà. Tutti i cristiani riconoscono Cristo nel mistero dell'umanità di Gesù. Solo ai cattolici è dato questo mistero ineffabile di riconoscere nel pane e nel vino divenuti per la potenza dello Spirito, corpo e sangue di Cristo, il mistero della sua presenza in mezzo a noi. Solo a noi Dio ha dato questa immensa e impagabile grazia.